Ben ritrovati signore e signori in questa nuova puntata di Un giorno a caso. Ho deciso di battezzare così questa serie, ovvero quando non so cosa fare piglio la moto, attacco la telecamera, il microfono, prendo e me ne vado a fare un giro. Oggi è andato un po' male, nel senso che ho dovuto lavorare un po' e quindi adesso mi rimane un poco tempo, però questo non vuol dire che si possa fare un giro interessante. Breve ma intenso, come si suol dire. La destinazione ve la rivelerò tra poco. Molte moto in giro oggi, tra l'altro in questi giorni si sta tenendo anche il motoraduno nazionale città di Udine, che non parteciperò perché avrei in programma di fare qualche giro in zona. Riprendiamo la strada per Cavazzo che avete già visto in un episodio precedente, che vi metto qua in alto a destra, così facciamo qualche curvetta in più. E ovviamente nei curvoni ci sono le macchine, te pareva. A few moments later. E questa devo dire che è una delle mie strade preferite, perché è una continua curva dietro l'altra. L'unico problema però è che tanti tendono a tagliare le curve dove non dovrebbero. Infatti esattamente a questo punto mi ero beccato un incidente una volta, mi ha tirato sotto un motociclista perché dall'altra parte avevano tagliato brutalmente la curva. Nel mentre siamo arrivati a Ovaro, molto orientata al cicloturismo in quanto è la destinazione del Monte Zoncolan. Per il Monte Zoncolan avevo pubblicato anche lì un video soltanto di senza parlato. Direi che ce la caviamo, non vedo nuvole molto aggressive. Ma dove andate? Dove andate? Dai! Noi andremo esattamente in mezzo a quelle montagne, ovvero verso Pesaris, quindi la Val Pesarina. Eccolo qua, benvenuti in Val Pesarina. Non so se avete visto l'altro cartello che indicava il termine del paese di Ovaro con scritto Mandi. Mandi in friulano vuol dire Madonna. Mandi in lingua friulana vuol dire vai nelle mani del Signore. Eccolo qua, uno dei primi orologi che si trova entrando nella Val Pesarina, detta Valle del Tempo. Però se riuscissimo a toglierci dalle scatole quel camper, fonte di inquinamento incredibile. Ogni volta che accelera probabilmente muoiono un 4 scimmie in India. E siamo arrivati a Prato Carnico. Questo campanile storto caratteristico è spettacolare. Vediamo anche i due orologi sulla bicicletta in quanto era passato il Giro d'Italia per queste parti. E guardate che razza di spettacolo. Cioè, a parte la macchina che non so cosa voglia fare. Cioè guardate che roba. Sono veramente belle queste zone. Ah beh, complimenti. La barca qua non so quanto possa essere utile, però vabbè. Anche perché il lago più vicino è il lago di Sauris, che non è che sia lontanissimo da qua, però non so nemmeno se sia navigabile con una barca del genere. Anche perché volendo da qua possiamo raggiungere con una strada secondaria il lago di Sauris. Qui la strada inizia a essere un po' sconnessa e sporchina, basta andare con un pochino in più di cautela e siamo a posto. Poi il fatto che ieri abbia piovuto non è che aiuti molto, però è molto caratteristico. Piccola però è caratteristica. Oh, qua l'hanno rifatta. Senti che odore di pino, mamma mia che spettacolo. All'inizio di questo video, come avrete notato, ho inserito il logo di Spotify
è il nome di una playlist, praticamente è la playlist che ascolto quando vado in giro in moto. Ci metto dentro tutti i brani che mi piace ascoltare intanto che guido la mia Harley, quindi se volete dargli un occhio vi metterò il link della playlist anche in descrizione. Se volete seguirla fate pure, e se avete dei consigli da darmi su dei brani da inserire, seguendo ovviamente il genere musicale, sono più che ben accetti. Come avrete notato, ormai avete capito che io ascolto musica rock, metal. Diciamo che i generi che mi piace ascoltare di più sono i blues rock, quello un po' sporco, e Madonna, il melodic death metal, ma anche non disdegno neanche l'heavy e il thrash, insomma un po' tutto quello che spazia tra rock e metal. Mamma mia, che rovinata che è. Che spettacolo! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Piccolo inconveniente tecnico, mi tocca ritornare indietro. Nel mentre potrei approfittare per raccontarvi della Forcella Lavardette. Dovrei avere una ripresa del drone della Forcella, quella lì è una strada che in realtà salendo da questa parte non è che manchi tanto. Il primissimo pezzo è asfaltato, dopodiché diventa una strada bianca con le enduro stradali più diffuse, è tranquillamente fattibile. Tenete conto che io l'ho fatta quando avevo la Brida K Nord 1000 e sono andato via senza nessun tipo di fastidio. Con delle moto sportive secondo me può anche essere fattibile, però diventa un po' rischioso perché insomma strada bianca, il sterrato è abbastanza battuto, ma basta che sia un po' smossa la strada e si sprofonda. Solo che finché le gomme tasellate ti tiri fuori, altrimenti ciccia. Vedete così tanti motociclisti perché da questa parte si può andare o al lago di Sauris oppure salire in Casera Razzo per scendere in Cadore. Strada estremamente stretta, pienissima di tornanti, carina. L'Harley Davidson è una moto incredibile, nel senso che nonostante non freni, la ciclistica sia pessima, abbia una marea di vibrazioni, è una moto che fa la differenza sulle altre perché è estremamente comunicativa. Per dire, no, adesso mi sa che sta per entrare in riserva, no? Ma perché praticamente quando, ecco, esattamente questo, quando inizia a sbuffare in questa maniera vuol dire che a breve dovrai girare il rubinetto sulla riserva, ed è puntuale come un orologio svizzero, perché io, no, va bene, l'indicatore del carburante di riserva qua non ci sono, praticamente io azzero il trip a ogni volta che faccio il pieno, così so quanti chilometri ho fatto, so che bene o male con un pieno di benzina
devo girare il rubinetto tra i 180 e i 200 km. Siamo a 191 km, perciò è veramente precisa come poche cose. Mi dispiace che il giro sia dovuto durare così poco, quantomeno spero che la strada da Val Pesarina vi ispiri a poter visitare il Friuli in tutte le sue bellezze. Con questo è tutto, ci rivediamo in un prossimo video.